Allora, colpo di scena. Questa notte abbiamo deciso di dormire in macchina, così domani siamo già pronti per In pole position. in pole position. Domani Quindi, vediamo se abbiamo lo stesso sorriso. mamma mia, non lo so. Buonanotte a tutti e domani vi diciamo un po' com'è andata. Buonanotte. Ciao. Ciao. Feeling free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Com'è stata la prima notte in macchina? Sono tutta piegata. Marta, cosa ti è sembrata la prima notte in macchina tutti e tre insieme? No? Ok, grazie. Allora, ciao, buonasera a tutti quanti. Quando siamo partiti non abbiamo fatto la registrazione del video di presentazione perché avevamo talmente tanta voglia di camminare che abbiamo messo gli zaini e ciao, proprio ci siamo dimenticati di tutto. Allora, siamo arrivati qua in cresta. Quello che noi oggi abbiamo fatto e poi vi racconteremo più avanti nel video, siamo partiti da Malga, Pramosio, poi abbiamo fatto siamo passati per il lago Avostinis e siamo arrivati fino a Creta Timao. Se non ci fosse mia moglie io sarei perso assolutamente. Allora, il percorso è eccezionale, l'avevamo già fatto ma abbiamo preso un altro sentiero per arrivare fino su in vetta. Poi a fine video come sempre vi spiegheremo il tracciato sulla carta tabacco e nell'arco del video adesso comunque vi spiegheremo tante cose. Volevamo fare il rientro in notturna con le luci, vediamo un po'. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Allora, adesso siamo arrivati al lago Avostanis e seguiremo questo sentiero e arriveremo su a Creta Timao. Via, si parte, speriamo di non prenderla perché si sta annuvolando parecchio, poi dovremo ritornare indietro in notturna. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Vabbè, un po' di pioggia ce la stiamo presa, però vabbè, fa parte del gioco, amen. Oh, fortunatamente abbiamo trovato questa grottina che è caduta veramente a pennello. Per farvi capire, Cristina si sta mettendo i guanti. Perché il tempo è cambiato, cioè 2 minuti fa eravamo in maglietta, maniche corte, canottiera praticamente. Cioè è arrivato sto nuvolone e pioggia ghiacciata, freddo e vabbè, ma la montagna è questa, è bella per questo. In verità noi avremmo dovuto fare questa cresta qui, questa qua, che poi ti porta alla sella e da qua poi si scende fino al lago e poi dal lago alla Malga. E non l'abbiamo fatta perché ci siamo spaventati e quindi abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi e fare il percorso che è un po' più sicuro. E la verità è che ci mangiamo le mani perché 10 minuti dopo aveva smesso di piovere e sono venute fuori le stelle, sarebbe stata una figata, lo rifaremo la prossima volta, porcaccia miseria, amen. Fammi vedere che bella che sei con la... Aspetta. Allora abbiamo scelto questo giro perché il rientro in notturna è molto semplice.
è su una forestale ben tracciata, insomma chi l'ha fatto sa benissimo. E niente, adesso si arriva alla Malga e poi si ritorna a casa. Bene, eccoci qui alla carta tabacco. Quello che noi abbiamo fatto oggi è stato questo. Siamo arrivati a rifugio Casera Pramosio, quota 1521 con la macchina, e abbiamo parcheggiato qui. Da lì a piedi abbiamo percorso la strada forestale che è ben tracciata fino a raggiungere il lago Avostanis. Una volta raggiunto il lago Avostanis, sulla sinistra abbiamo superato il piccolo fiumiciattolo e abbiamo preso questa traccia qui. Poi al primo bivio abbiamo svoltato a destra, al secondo bivio abbiamo svoltato a sinistra e poi di nuovo a destra, e abbiamo preso questa traccia che ci ha portato fino a Creta Timao. L'ultimo pezzettino bisogna farlo un po' arrampicandosi. Noi ci siamo arrivati comunque in vetta con il cane, non è difficilissimo ma è un po' tecnico. A questo punto a Creta Timao ha incominciato a piovere, quindi abbiamo rinunciato di fare il ritorno in cresta, che è tracciato con questa linea nera, per ritornare sui nostri passi. Poi abbiamo svoltato a sinistra e abbiamo ripreso la traccia che ci ha portato alla Sella Avostanis, che è questa qui. Da lì il sentiero è ben tracciato e ci riporta direttamente prima al lago, e poi seguendo di nuovo la forestale siamo ritornati fino al rifugio Casera Pramosio. Bene, con questo il video termina e come sempre noi speriamo di esservi stati d'aiuto. Un forte abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!